seguendo parecchia gente, eh? Zitti, zitti. Buon pomeriggio a tutti da Veronica Pisano, cantante folk sarda, e da Maurizio Gastaldi, polistrumentista, compositore. Non so se lo leggete al dritto questo. Noi siamo contro l'uccisione di Mamma Orsa GG4. Guardate un po'. Non so se si legge. Io l'ho messo al dritto, non so se si lega al rovescio o al dritto. Io lo vedo al rovescio adesso, però può darsi che voi a casa lo vediate al dritto. Comunque è una vergogna, è una vergogna. Continuiamo col nostro repertorio della tradizione sarda. Mutos de Amore, un bellissimo brano. Di dov'è Maurizio? Di dov'è questo brano? Faccelo sapere. Muto è del Nord Sardegna, è tipico del Nord Sardegna, locutore Gallura, tra locutore e Gallura. Bene, e lo sentiamo. Vai Maurizio! Vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube Veronica Pisano, scritto anche in cirillico. Mi sono sputata da sola. Non c'è un uccello su, no, mi sono sputata. Scritto anche in cirillico. Meno male che non c'era Maurizio vicino. Mettete un like a questo video se vi piace, iscrivetevi anche al suo canale YouTube Maurizio Gastaldi. Ed ora continuiamo.
grazie. E volevo dire un'altra cosa, io presto farò l'intervista, 2 interviste molto importanti a 2 scrittori con la S maiuscola, perché ormai si improvvisano tutti scrittori, anche se non hanno neanche storie interessanti. Posso capire chi abbia una storia interessante da raccontare, oppure, anzi interessantissima, altrimenti non ce ne frega proprio niente, oppure se uno è proprio scrittore, allora che scriva. Ma insomma ci sono anche scrittori improvvisati, diciamoci la verità. E io presto rintervisterò, perché li avevo già intervistati, avevano già attirato la mia attenzione, 2 scrittori favolosi. Ovviamente li intervisterò separatamente. Uno è Francesco Sulis, magnifico scrittore, e poi Roberto Ebau. E poi Roberto Ebau, che più che altro è poeta, comunque è uno scrittore, ma più che altro è un poeta. Invece Francesco Sulis si dedica più alla narrativa. La narrativa, mi pare proprio che poesie non ne abbia neanche mai scritto, tra l'altro. Bene, vi mostro di nuovo il cartello sperando che voi lo vediate al dritto. Sicuramente voi lo vedete al dritto, perché prima anche con la foto si vedeva al contrario, invece poi lo guardate, si vedeva al dritto. Non uccidete mamma orsa, ok? Non uccidete mamma orsa.